Ed ora con Giorgio Contino andiamo a curiosare nei testamenti degli italiani famosi. Non ci sarebbe nulla di più effimero di un testamento, ultima volontà sempre revocabile, ma ahimè altrettanto fatale. Quando il privato di ciascuno diventa pubblico, la dimensione umana diventa subito storia, se a parlare della roba sono i protagonisti. Grazie alla cura del notariato, gli autografi di 25 grandi italiani sono in mostra fino al 17 marzo nella meravigliosa sala ovale del Borromini, nell'oratorio dei Filippini a Roma. Ospite l'Archivio Storico Capitolino, un'istituzione d'eccellenza quanto appartata. Il nostro archivio è stato restaurato recentemente, veramente da pochi anni, ed ha messo in evidenza questa sala, questi ambienti che fino a una decina d'anni fa erano depositi, a disposizione solo per pochi studiosi che ne conoscevano l'esistenza e che magari la venivano a vedere. Adesso è di tutti. Decisa la spada, altrettanto decisa la penna dell'eroe dei due mondi, accorto gestore della sua popolarità e dei suoi averi, derivanti dalla pubblicità di biscotti, tonno, cerini e lucido da scarpe. Lascia tutto agli 8 figli, avuti da 3 mogli e da una domestica. Poi si preoccupa del suo funerale, camicia rossa raccomanda. Il giorno prima di morire aggiunge un codicillo al testamento, che sia Menotti, il primogenito, ad occuparsi degli altri fratelli. Il testamento è un documento nel quale l'individuo, anche se è un personaggio famoso nella storia, nell'arte, nella cultura, nella politica, è però un uomo ed emergono tutte le pene, le caratteristiche, i sentimenti dell'uomo comune. Muoiono sempre i soliti, sorrideva Totò, ma con i defunti celebri la cerimonia d'addio non è mai un funeralizio. Spesso è la prima preoccupazione del testamento. Verdi non volle musica, onori all'alba o all'Ave Maria, mute. 100.000 persone seguirono il feretro. Io qui, sottoscritto Pirandello, nudo mi si avvolga in un lenzuolo, carro d'infima classe, quello dei poveri, dispone. Il regime fascista avrebbe voluto esequie di Stato. Così Ettore Petrolini. Nel testamento del grande attore romano non c'è traccia della medaglia che Mussolini gli conferì, in occasione della quale l'attore ebbe a pronunciare l'immortale ringraziamento: e io me ne freggio. Severo e quasi austero, come tutta la sua vita, il testamento di Enrico De Nicola, primo capo dello Stato dopo la Costituente. Molto indicativa è come inizia il testamento. Tutto il mio patrimonio è frutto esclusivo del mio lungo, assiduo, onesto lavoro professionale di 50 anni. Era un uomo integerrimo. E se si guarda la firma di Pascoli, che sicuramente non stava più tanto bene, si vede la difficoltà che ha avuto Pascoli per firmarlo. Io sono sicuro che il collega che al tempo ha ricevuto il testamento ha avuto pienamente da Giovanni Pascoli quello che erano le sue volontà. Ha fatto fatica a firmare, però ha voluto firmare. È un testamento in cui lui nomina Piero Lardi Ferrari, questo figlio che gli era nato. Sapete tutti che aveva perso il primo figlio non in un incidente. E con questo testamento è sintetico e lascia tutto il suo patrimonio al figlio Piero Lardi Ferrari. La rapidità olografa del creatore della Rossa, uno dei simboli dell'Italia che vince, vela i grandi dolori e le continue perdite della sua vita, in primo luogo quella del figlio Dino. Più di un testamento, un vero lascito spirituale, la lettera alla moglie di Giorgio Ambrosoli, assassinato per non venire meno al dovere. Qualunque cosa succeda, comunque tu sai cosa dovrai fare e sono certo saprai farlo benissimo. Molto più di un patrimonio, lascia un esempio, una guida. Alla fine non trascurate una visita agli ambienti dell'Archivio Storico Capitolino, capolavoro di Francesco Borromini e da poco restaurato stupendamente dai beni culturali. Giardini segreti da scoprire, sale di studio, depositi di tesori sconosciuti e il grande lavoro contemporaneo che tiene in vita la lunga storia di Roma. Roma, come nel testamento di una delle sue voci più alte, il poeta Gioacchino Belli, volle un legato di 10 libbre di cera in espiazione dei suoi peccati, benché in un suo celebre sonetto il giorno del giudizio viene descritto come quando si va a dormire. Smorzeranno i lumi e buonasera.